Cari amici, ciao da Alessio Patti. Molti di voi credono che io sia un poeta, dell'anima, molto chiuso, ristretto agli argomenti dell'amore, di Dio, della sensibilità, dello spirito, del profondo, mentre disdegno le cose invece ironiche, allegre, le cose ilari. Ma non è così. No, non è così. Perché, anzi, la mia produzione di commedie, di poesie, di storielle, di mini minaghi, sono tutte cose che io ho scritto, proponendo delle cose allegre, delle cose simpatiche, ilari, appunto. Certo, su Facebook ho preferito mantenere un rapporto un po' più profondo, legato all'anima, proprio per comunicare con voi, che naturalmente non conoscete bene la lingua siciliana, e allora un approccio con le cose dell'anima mi favorisce appunto il contatto, la comunicazione con voi. Ma questo non pregiudica il fatto che appunto io sia un autore che scrive delle cose ironiche, che piace rendere allegra la gente, che mi piace sorridere. Per me il sorriso è la cosa più bella che esista. Mi è mancato molto. Invidio chi ce l'ha continuamente, chi lo esprime. E quindi questo mi ha portato a scrivere cose bellissime e anche a recitarle, a proporle al pubblico che tanto si è divertito con le mie commedie. Oggi così voglio cogliere l'occasione per proporvi una storiella che in Sicilia veramente è passata di bocca in generazione in generazione, molto famosa da noi, che è la storia d'Ure Bafè, che c'è una figlia, la principessa, che possiede un uccellino, che un giorno vola via, gli scappa, e questo re fa un editto dicendo al suo popolo che chiunque lo avesse trovato, questo uccellino, lo trovasse, lui dava in sposa la figlia. Un giorno si presenta un ragazzo che ha trovato questo uccellino, ma è un ragazzo povero, un ragazzo senza mezzi. Il re, quando lo vede, si rimangia la parola. Non gli dà naturalmente la figlia, anzi lo tratta male e quindi lo allontana. Questa è un po' la storia. Allora vi auguro buon ascolto e speriamo che possiate divertirvi e magari successivamente commentare, partecipare di questo evento, tra virgolette, diverso dal solito. Buon ascolto. Ure Bafè. C'era una volta re, Bafè, Viscotto e Minè, che aveva una figlia, Bafiglia, Viscotto e Minicchia. Sta figlia, Bafiglia, Viscotto e Minicchia, aveva una cedru, Bafedru, Viscotto e Minedru. Gnorno sta cedru, Bafedru, Viscotto e Minedru abbulò. Allora l'ure, Bafè, Viscotto e Minè, disse: a cui trova la cedru, Bafedru, Viscotto e Minedru, ci dugno a me figlia, Bafiglia, Viscotto e Minicchia. Lo trovai la cedru, Bafedru, Viscotto e Minedru. Ci disse Garusu, Vavusu, Fitusu, Viscotto e Minusu. Allora l'ure, Bafè, Viscotto e Minè ci disse: e io, Pinacedru, Bafedru, Viscotto e Minedru, ti dava a me figlia, Bafiglia, Viscotto e Miniglia? Avattinni, Vavusu, Fitusu, Muvusu, Viscotto e Minusu.